venuto? Ma scherziamo. Sentiamo un attimo. Calma! Troppo! Allora, qua sono tutte le ragazze, le Comportati donne con bene, i fiori de Pirillo. Luca. Guardate spese per così. Fiori de Luca, poi verranno usarelle chissà. E perché? Auguri, ma che? Hanno chiesto se è possibile uno spogliarello del dottor Cucciolo. Se... Non è possibile. No, l'hanno chiesto no! Volete far passare? Che senza mo? Allora, ragazzi, eccole qua. Fammi passare. Eccole. Ma tu che fai con me? Che te non sogni, che è? Andiamo. Mariana Paganini, l'inviata più statica che ho mai vista. Si è mai muta qua. Buonasera. Buonasera a tutti. Ma sei embriaca stasera, però? Non sei sempre salutati. Ma Cucciolo, senza sbagliare. No, perché è incominciato, mentre parlavo, mi hai tolto la parola, non siamo più No! amici. Ah, guarda, Dottor Cucciolo, guarda, veramente. Sai che io ti... Ecco, così, vieni qua. Poi cosa hai detto? Ho detto che le ragazze stavano dicendo Io? che tutti gli altri, Ti prego. qua sopra, svanità, e soltanto il dottor Cucciolo a noi ci dà fisicamente. Così hanno detto loro. Grande. C'è un eros del dottor Cucciolo, sarà un fatto bolognese, non lo so, ma le ragazze si stanno ingrifando per me. Buonasera a tutti. Sta bene? A posto. Gigi ammetti piano se ne va. Ecco qua i due mauronati a confronto. Vieni con me. Lasciami stare. Vieni con me. Mamma mia, è una cosa tremenda. Allora, noi diciamocelo, a noi ci piace proprio, sul fatto che a Pesso non ci piace. Secondo me sa da fare qualcosa. Secondo me pure un decreto di legge non talbo, ci dovremmo presentare alla Repubblica, o fa per legge, o roia uno per l'odio o pareggio, basta. No, così, ha fatto 3 nuovi, così ci dice la cappa, ecco, 2, abbiamo giocato dal stadio Dallara, lo stadio bello, io ho visto molto bello, poi hanno avuto questa iniziativa di dedicarlo a Tony Dallara, cioè... dedicato a un cantante, è come San Paolo dedicasse a Maria Abate, a Tony Astarita. E pure fosse bello, che tenevo padre all'università e invece fosse. Tony Dallara, tra l'altro, ha dedicato la sua canzone più famosa al Napoli, inizio partita. Tu sei Roma, dica. Ma fino alla partita, vista la partita, ha dedicato un'altra volta. Tu sei una chiave. Però a un certo punto devo dire che anche stavolta, hai visto, quello non possono andare i tifosi a Bologna fuori casa, però era vietata. ma c'erano 3.000 persone, 5.000 ti mettono a coppe, e quindi io, ma come hanno fatto? Perché sempre perché è su a te Bologna Romano, che le sono, sai, io mi hanno detto che stavano là, poi arrivavano e dice lei è di Napoli, non può entrare, ma tenga la canna allacciata di Basile, che c'è, sto facendo la bolognese, prego. Uno è andato, dove sei? Casapullo. Casapullo è provincia di Caserta, non può entrare. E mi tengo un orologio d'oro, non è vero, è falso. Ora è Bologna. Ah, Bologna, potrà. Uno assurdo è andato con la moglie là, ha detto, chiedo scusa, dove siete? I Castelli Cisterni. I Castelli Cisterni. Ha detto, c'è mia moglie Emilia che vorrebbe sapere dove è un ristorante, però non possiamo entrare, ma voglio sapere dove è un ristorante perché è digiuno. A mia moglie Emilia. Ha detto, lei scusate, ma che c'è? Perché Emilia a Romagna, sì no. Emilia a Romagna, potete entrare. Sono incredibili. Entrano in tutti i modi, però non c'era. Allo stadio non c'era il nostro portafortuna. Da qualche settimana che non va, Presidente. Col suo giubbino. Il Presidente, sì, Presidente, perché non è andato, non per problemi lavorativi, perché la moglie era lavato giubbino. L'inferno a casa De Laurentiis. Domenica all'inferno. Come si chiama? Jennifer, la moglie. Jacqueline. Bussiamo là, non si può dare. Jacqueline, vuoi giubbino? Ce l'ha là, tu che bussa che una settimana ancora sta asciutto. Mi dicevo, mi dicevo. E tu proprio molli la lava. Ora, tu tieni la 6 mesi in cuore, non te le mano.
prima Madonna che mi in Champions League, tu mi pure vota la settimana, ti fai pullici là dentro. Se no, se tu fai così, manda la lavanderia, che te che so da fuori la sacca, te. E so da fuori la sacca, tu hai speso 5 milioni per dossine e avuto che lo pacca. Non puoi spendere 8 euro per la lavanderia. L'inferno, caro Walter, l'inferno. No, però, devo dire la verità, insomma, poi non è andato De Laurentiis e si è visto il risultato, però ieri c'è stata pure una cosa che voi giornalisti non dite, che ci sono dei casi scottanti prima della partita. Perciò c'era un umore. E perché praticamente la partita rischiava di non essere giocata perché si era perso il cartellino di un giocatore. E infatti c'erano tutti i dirigenti allarmati, che tu mi insegni, se si trova in un momento, si può giocare. Allora a un certo punto ha detto Bigon, no? Ha detto Riccardo Bigon, ha detto bisogna andare a cercare il Lega. Ha detto come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare? Ha chiamato il segretario Vallefuoco, ha fatto Vallefuoco, cerchi il Lega. L'equivoco era nell'aria. Il spogliatoio si è sentito la parola magica, cerchi il Lega. Si è visto un ragazzo, un'ombra con quella così. Ma perché era il magico offer? Chi tengono? Ma ha detto lui, ha detto tenga l'amica mia in Bologna, un collega, te la puteca, ma è aperto di domenica, sì che è aperto, che te la trattori vicino alla commessa, si chiama Bucatina e Bucatura, che poi vabbè, la partita io non ne voglio proprio parlare, il primo gol alla Ceta, chi si non ha mai fatto niente, lo vorrei proprio che me lo faccio, secondo è una così. Secondo, ad Aitton. Voglio ad Aitton tiene 54 anni, si vede proprio quando è giunto un po' pallone, De Santis faceva, non voglio mai credere, che chi si tiro, nonno, o sfuttevo proprio, oh no, non so che boccia, allontano. E si è messo là, sistemato il catetere, così ha messo là. Alla tarantiera a Portanova, ci mandiamo. Ha tirato, gol, per Bologna. Ma no, i giocatori del Napoli, allarmati, Cannaro, Paolo Cannaro, è giusto vicino, capito, lo parlo con voi, no? Ad Aitton, ad Aitton Sanga, e questo è Peppe Forza Napoli. Iodice, anche stasera e naturalmente grande entusiasmo per Peppe Iodice che torna però Giovedì e venerdì 11-12 marzo, Peppe? 12 marzo col mio spettacolo ritorniamo dopo, devo dire, un grande riscontro a gennaio, ritorniamo, io invito tutti, giovedì e venerdì, venitemi a trovare, sarà una grande festa, ci saranno anche tutti loro, ci sarà anche Monica che non esce mai da casa, giovedì vedete me. Sicuro. Sì. Vabbè. Verranno tutti, vi invito tutti a pagamento. Arrivederci. Peppe Iodice, torniamo tra 2 minuti, c'è la pubblicità. A dopo.